Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, siamo su Microsoft Flight Simulator X, siamo all'aeroporto di Firenze, il Peretola, e oggi siamo a fare una gita da Firenze a Pisa, qui proviamo lo scenario di Pisa X di Aerosoft, e niente ragazzi, siamo qua a Florence, insomma 36 miglia con un aereo piccolino. Però ragazzi una cosa, sarà comunque tutto in automatico anche l'atterraggio, perché voglio vedere bene il paesaggio insieme, voglio vedere come è fatto lo scenario, quindi ci spariamo insomma, come si dice, ci spariamo l'atterraggio se in PLS, che serve un aereo chiaramente che non serve. Vabbè, quindi anche veloce qua, perfetto. Allora, molto bene. Cosa sto attenti perché per certi versi ho più difficoltà con questo, Misteri piccoli, leggeri, così mi stanno sui maroni. Aeroporto Peretola di Firenze. Non c'è tanto traffico nell'aeroporto piccolino, quello di Firenze. Eccoci qua. Eccoci qua. E ci facciamo sta gita toscana. Ok. Sono le 15:20 del pomeriggio. Oh, come traffico? Beh, qualcosa c'è per più forse in cielo, perché qua in aeroporto non vedo un cazzo. La freniamo. Pian pianino. Ok. Perfetto. Madonna che piccolino che è. È vero che non è che abbiamo bisogno di tutto sta rincorsa, però se possiamo magari prendere un po' più di velocità è meglio, insomma. Sono più tranquillo, ecco. Sapete che il Cume per i vaneggi è il numero 1. Ok. E possiamo andare. Vai raga. Si parte dal Peretola. Ok. Gita toscana per il Cume. Facciamo riprendere tutta la velocità possibile. E scivola. Ok. Guarda che bella Firenze. Eccoci qua ragazzi, ecco Firenze, bellissima sullo sfondo. Vediamo se riusciamo a vederla più da vicino. Eccola qua ragazzi. Firenze. Mamma mia, città meravigliosa, ci ho lasciato di tutto a Firenze. Cuore, testa. Eccoci qua, salutiamo Firenze. Questo è l'aeroporto Peretola. Ok, qua la città. E andiamo in direzione Pisa.
Ok ragazzi, siamo a quota 5.000, siamo mezz'oretta di volo comunque perché chiaramente c'ho il lentino, questo è bello, non è proprio un 747 o un Airbus. Andiamo da fuori. Eccoci qua. Stiamo sorvolando la Toscana in tutto il suo splendore. Ecco Firenze, sempre più lontana. Peretola, Firenze Center. Eccoci qua. E adesso siamo in rotta. Ok. E niente raga, adesso mi piacerebbe anche fare una rotta fuori Europa e fuori America, visto che insomma sono le rotte che ho fatto di più, adesso vediamo. Anche in live, però il problema della live è che ho sempre la paura e se mi crasha, quella è sempre una rottura di maroni. Vabbè, vedremo insomma come fare, dai. Qualcosa si inventerà il Cuba. Ok, ma c'è sta cazzo di ta ta ta. No. Adesso me la devo tenere sta cazzo di musichetta. Allora. Guardate che bello, raga. Adesso deve uscire anche il X-Plane 11, però io sono tanto legato a Fly, c'è sto gioco dal 2000 su simulatore, anzi che se no quelli bravi si incazzano. C'è dal 2006 che ci gioco, che simulo, anzi sì, non so cosa perché in realtà. Però guardate ormai con la grafica che passi hanno fatto, ragazzi, cioè. Se penso come giocavo una volta che col giro del mondo, raga, guardate adesso come è fatto tutto. Dettagliare il fiume qua, l'Arno. Penso sia l'Arno, no? Teoricamente. Eh sì. Ok. Ok ragazzi, mancano 19 miglia, speriamo di avere anche gli ordini di come atterrare, perché ripeto voglio fare in automatico che voglio vedere lo scenario. Tanto qua. Tempo un po' così però, nel senso. D'altronde d'inverno, Con tutte le luci, proprio un cume luccicante voglio. Che figata però. Ok. E adesso però voglio scendere. Non mi ricordo un cazzo. Beh. Au. Ando cazzo andiamo. Io voglio scendere a Pisa. Sto parlando in un dialetto che non è quello toscano. Proprio i dialetti non sono capace. Sono solo la cannoccia, cotta cotta, ma non so dire altro. Proprio sono stato a Firenze più di un anno. Chiedo perdono, chiedo venia a tutti i toscani. Ah ok, stiamo circumnavigando Pisa praticamente, perché non ero mai, chiaramente non ero mai andato su questo aeroporto e quindi devo fare il giro per poi atterrare a destra. Ok, quindi così. Cioè noi siamo così. L'aeroporto è qua, eccolo qua. Qua c'è l'aeroporto, perfetto. Molto bene. Guarda che bella la nostra Italia. Comincia il tramonto toscano. Anche qua c'è Pisa, ok. Perfetto. Ok ragazzi. Dai che ci siamo. Ok. Siamo riusciti a vedere qualcosa. Ok, ora già in mezz'oretta come il sole è andato giù, cazzo. Sto andando più piano, chiaramente perché siamo a 2000, 2100, quindi non è che possiamo andare al massimo della velocità perché sennò rischiamo l'incidente tattico.
Guarda che bello. Hai qualche screenshot? Vai di screenshot. E adesso vediamo l'aeroporto, è qua. In realtà sta già virando. Quindi l'aeroporto è più distante rispetto alla città. Ok, l'aeroporto è qua proprio, sì. Molto bene. Ok. Stavolta speriamo non ci sia il bug del carrello, perché l'altra volta io chiaramente l'ho buttato giù, ma non so il perché è rimasto. È rimasto giù. Sono i misteri della fede. Dai, porco. E un solo grido si alzerà. Dai che ci aspetta l'atterraggio a Pisa, la la la. C'è il punto di vista del copilota? Eccolo qua. Dai che stiamo arrivando. Ok. Adesso teorica. Ah, eccolo là. Eccolo qua l'aeroporto. Sì, sì, scegliamo in automatico e dopo mettiamo la visuale esterna e speriamo di vedere la torre da Pisa. Se no poi ci possiamo sparare anche un VFR a Pisa, ecco. Comunque ormai ci siamo, ci stiamo allineando perfettamente con l'aeroporto di Pisa. Il Kuma è l'unico al mondo che va in automatico con questo qua, questo aereo qua. Cioè, solo il Kuma può fare ste robe. Ok. Dai che ci siamo. Ok. Perfetto. Buono. Tiriamolo giù, va che è meglio. Buono. Perfetto. Abbassiamo ancora un po' la velocità. Speriamo bene, perché comunque ragazzi stiamo parlando di un aereo, cioè molto diverso dai 737 e gli Airbus, quindi i rischi sono sempre dietro l'angolo. Ah, ecco, forse però c'è quel bug che avevo letto, che forse non ho installato bene allora l'aggiornamento giusto, quindi forse c'è un bug con delle ombre un po' particolari. Vabbè, perché vedo un colore un po' strano qua, non capisco. Sì, di certe luci. Sì, infatti. Ecco, bravo Fuba. Quella torre di Pisa è qua. Però devo installare il... Devo mettere a posto l'aggiornamento dell'aeroporto, cazzo, vabbè. Solito Cume. Se più non so, non capisco cosa sono ste robe.
Questo è il bug, eccolo qua. È di qua a Pisa, insomma si vede bene ma non benissimo. Ok. Togliamo tutto. E andiamo. Occhio, come piano, piano. Insomma un po' brusco, eh. Un po' brusco. Un po' brusco, però cazzo frena. Ok. Perfetto. Touchdown. Ragazzi, Bene, forse ho raga, sistemato. Ho sistemato le luci così vale, dai, ci spariamo una roba un attimo. E vediamo se va adesso. Così. Magari il Cume vi regala un volo. No, forse. No, là però vedo delle robe rosse. Cazzo, no, forse sono delle luci normali? Controlliamo. No, no, queste sono luci giuste. Ok. Forse ci siamo. Occhio. A questo punto andiamo verso Pisa. Sì, sì, luci sistemate. Ok. Very compliment, Kuma. Oddio, aspetta, però adesso vediamo. Ecco, perché sennò. Very compliment, Kuma. Very compliment. Adesso andiamo in manuale. Eccoci qua. Eccoci qua, ragazzi. Guardate che bella. Pisa che lo stadio, tutto quanto. Stellare proprio. Volevo regalare questo. Questo qua è uno screenshot devastante proprio. Vai. Perfetto. Guarda che bello. Eccola qua con la sua meravigliosa torre. Buono raga, adesso posso salutare veramente tutti. Un saluto dal comandante veneziano. E un saluto da Pisa. Ciao!